Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben trovati. Quest'oggi vi porto una partita molto bella giocata recentemente al campionato mondiale rapide, dove vediamo con i pezzi bianchi il fortissimo giocatore russo, giovane Ian Nepomniachtchi, detto Nepo, contro un altrettanto fortissimo e leggendario giocatore russo, ossia Peter Svidler. Stiamo parlando di giocatori molto quotati, giocatori che hanno un elo superiore ai 2760 punti, che si affrontano qui al campionato mondiale rapida squadre a Düsseldorf sulla cadenza di 25 minuti più 10 secondi. Il giocatore con il bianco inizia con E4, dopo la quale arriva E5 da parte del suo sfidante. E qui la sorpresa, perché dico che questa mossa è una sorpresa. F4, mossa molto particolare, e siamo nel pieno del gambetto di Re, che è un'apertura che a livelli molto alti non è un'apertura giocata tantissimo. Per quale motivo? Perché sembrerebbe che il pedone F, ossia il pedone più che dà più sicurezza al proprio re, muoverlo in apertura è sempre rischioso, e chiaramente l'indebolimento di questa diagonale potrebbe portare, soprattutto a giocatori non esperti, delle brutte sorprese. Chiaramente il bianco ha tutto sotto controllo, siamo in piena teoria, entrambi i giocatori di teoria ne conoscono veramente tanta, e qui il nero decide di imbattersi nella linea più tagliente, ossia pedone per F4. In fondo era pur sempre un pedone non difeso, quindi il nero lo accetta e vediamo un po' che cosa si verifica. Dobbiamo sapere che ogni volta che sacrifichiamo un pedone, quindi il famoso gambetto, io ti do un pedone ma a cambio devo avere qualcosa, e questo qualcosa sarà dato dallo sviluppo dei pezzi. Dopo cavallo F3 ci sono delle mosse molto interessanti, tra cui G5, che diciamo dopo la quale proseguirà G4, che prende il nome di gambetto Murzio, e questa volta il bianco cerca poi di giocare in modo ancora più creativo. Vi accenno solo che solitamente le partite procedono in questo modo: quando tu mi attacchi il cavallo, io di questo cavallo mi disinteresso e inizio a riprendere il pedone. E se questa è la posizione di partenza, guardate un po' il parziale, dice ok, il bianco ha un pezzo in meno, però il bianco ha più iniziativa e il nero è rimasto con i pezzi nella posizione iniziale. Molto complesso giocare così, però vi assicuro che è il nero che non vuole entrare qua. Nella partita tra Nepo e Svidler, nel momento in cui il bianco gioca cavallo F3, cavallo E7 è la mossa che ci troviamo di fronte. Dopo cavallo in E7 è molto facile per il bianco avere un controllo totale del centro, e quindi questa spontanea spinta in D4 viene immediatamente realizzata. Quale potrebbe mai essere l'idea di cavallo E7? Se io mi ritrovo cavallo E7 sulla scacchiera, mi aspetto che alla successiva il cavallo potrebbe spostarsi qui in G6, semplicemente per difendere il pedone F. A quel punto il bianco potrebbe lanciare il proprio pedone H in avanti per scacciare il cavallo e quindi recuperare il pedone. Invece Svidler ha un'altra idea e decide di giocare l'immediata D5. Quindi l'idea del nero è stata sviluppare il cavallo in E7 per preparare D5, che è un pedone che attacca un pedone che non è difeso, e quindi non dà al bianco il tempo di recuperare materiale con alfiere per F4. Alfiere D3 difende immediatamente il pedone. Questa alfiere, ricordate, sta sempre male se dopo la cattura potrebbe essere soggetto a salti di cavallo. Non è questo il caso, perché se il cavallo si trova in E7, chiaramente non avrà più la possibilità di dar noia all'alfiere che andrà in E4. C5, mossa creativa. Adesso, se il bianco ha dimostrato di essere un giocatore creativo giocando un gambetto di re contro un pari categoria fortissimo, il nero non si tira indietro. Ok, il bianco vuole aprire completamente il centro e il nero dice ok, accettiamo la sfida, vediamo un po' che cosa mai potrebbe accadere. È una posizione già molto complessa, definirei una posizione da mal di testa, perché qualsiasi cattura potrebbe portare a una controcattura oppure a una perdita di spazio al centro, e parecchio difficile da sostenere. A questo punto la mossa che non ti aspetti, una semplice cavallo C3. Il bianco decide quindi di completare lo sviluppo posizionando un cavallo lì al centro, verso il centro della scacchiera, mantenendo un contatto, un controllo sul punto E4. La partita quindi prosegue, ti prendo in D4, io riprendo, a questo punto riprendo, e dopo tutte le semplificazioni, guardate che bello, i cavalli del bianco si trovano lì al centro della scacchiera. Si è creato un piccolo ritardo di sviluppo, e per coloro che diranno, beh, qui c'è qualcosa di strano perché questo è un cavallo che non è difeso da nessuno, la risposta è semplice. Se la donna dovesse catturare qui, l'alfiere in B5 punisce immediatamente il gioco
spregiudicato del nero, catturando la donna che lì al centro della scacchiera è rimasta senza difesa. Dunque, in questa posizione molto creativa, con 2 cavalli al centro della scacchiera, il bianco si prepara a portare il quarto pezzo leggero, e questo sarebbe fantastico. Come vedete, immaginate di avere questi 4 pezzi leggeri che sono lì al centro della scacchiera, chiaramente rende tutto molto più difficile per il bianco. Cavallo G6, scelta materialista, bisogna fare qualcosa, allora sposta il cavallo laddove non puoi, laddove difende il pedone F4 e quindi non ti permetterà più la cattura. H4, lo annunciavo prima, il cavallo quando si posiziona in G6 per difendere il pedone F4 è sempre soggetto ad attacchi laterali, quindi lanciamo in avanti il nostro pedone laterale per dar fastidio al cavallo che si trova nella colonna G, e viceversa, se fosse un cavallo nella colonna B, in quel caso porteremo in avanti il pedone A. La partita prosegue, cavallo C6, cambio in C6, riprendo, donna E2. Arrivano le prime minacce. Immaginate quanto possa essere buffo da parte del nero. Il nero dice: beh, adesso ti mando via il cavallo, questa mossa sarebbe fortissima, ti scaccio il cavallo dal centro della scacchiera e cerco delle semplificazioni e manterrò il pedone in più. Purtroppo, tristemente, non funziona per via di questo scacco matto che si crea con lo scacco doppio di cavallo in F6. Ok, il tutto molto lineare, fantastico, e quindi la minaccia di matto esiste. Alfiere scacco intermedia, cercando di provocare una mossa come alfiere di 2, e dopo le semplificazioni la donna si riposizioni di 2. La partita prosegue, arrocco corto per il nero, arrocco lungo per il bianco, situazione classica, abbiamo 2 arrocchi contrapposti, quindi la domanda per tutti quale mai potrebbe essere: come proseguire? La risposta è una soltanto: se abbiamo arrocchi contrapposti bisogna cercare di giocare per l'iniziativa, bisogna cercare di attaccare con i pedoni, e a tal proposito una mossa come alfiere G4 viene immediatamente contrastata con H5. Probabilmente al nero questa mossa potrebbe essere sfuggita, perché alfiere G4 è una scelta che vuole immediatamente recuperare materiale. Dopo H5 il dilemma è il seguente: se io catturo in D1, cosa mai potrebbe accadere quando il bianco cattura in G6? 2 pezzi per la torre significherebbe che il bianco ha un gioco più facile, significa che il bianco con molta probabilità potrebbe vincere, e quindi su questa cattura il nero è costretto a ritirare il proprio alfiere. L'alfiere potrebbe andare in G4, ma in questa posizione di mosse buone per il bianco ce ne sono parecchie, tra cui anche donna per F4. Ti attacco l'alfiere, che magari troverà miglior difesa proprio nella casa iniziale, che potrebbe essere questa qui, ma come vedete ci sono tante mosse che potrebbero dar noia. Una mossa creativa, magari una chiusura creativa, potrebbe essere, immaginiamo questa, alfiere C4, prendo di mira il pedone F7 che non può più essere difeso, e se io da bianco voglio ti porto anche il cavallo in attacco, quindi questa pressione è ovviamente parecchio forte. La partita, tornando indietro dopo alfiere G4, prosegue appunto con questa fortissima H5 che definirei una mossa da punto esclamativo, se non 2 punti esclamativi. Il nero risponde con cavallo in E5 e donna per F4. Nepo non si tira indietro, anche in questo caso, eventualmente dopo alfiere per D1, sono pronto a giocarti donna per E5, un'intermedia interessante perché quando tu salvi, o comunque dovrei salvare quest'alfiere, ho questa mossa che è molto forte. C'è una minaccia di matto immediata e chiaramente quando ti difendi dal matto questo ingresso sulle case nere sarebbe forte, se non fosse che il matto immediato resta. Quindi dopo H6 probabilmente F6 la mossa è da giocare, ma il bianco gioca parecchio su questa inchiodatura. L'alfiere è inchiodato, sposto l'alfiere, becco matto immediato lì in G7 e quindi non si può giocare questa sequenza. Dopo donna per F4, donna B8, la mossa giocata, furba, scelta pratica, si vuole giocare a cavallo per D3. Un giocatore superficiale continua con H6 cercando di vincere immediatamente, cavallo per D3, boom, la donna è persa. Questo scacco intermedio furbo per il nero permette al nero di capovolgere l'esito della posizione. Dopo pedone per, la donna semplicemente riprende la sua compagna, la sua avversaria, donna bianca in F4, vantaggio materiale per il nero, e adesso la posizione sarebbe chiaramente compromessa.
Dopo donna B8, come vedete, il software dice ok, qui c'è qualcosa di strano, ok, qui ci sono delle mosse che sicuramente sono sbagliate. Questa mossa donna B8 la considera un errore. E la confutazione non è affatto facile, perché è chiaro che da bianco sul piano voglio giocare H6, però non posso per via di cavallo per D3. E allora quale potrebbe essere la confutazione? Cercare di sottrarmi probabilmente da questa cattura. Allora dovrei giocare a Re B1, però su Re B1 probabilmente il nero cattura lo stesso. E la minaccia di matto mi permette di non farmi catturare l'alfiere. E allora la mossa che in realtà capovolge un po' l'esito della partita è una mossa invisibile, che è questa qui. Guardate che bella. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Cavallo in D6 probabilmente è la mossa che è sfuggita a Svidler, una mossa tanto forte quanto bella che gioca sul fatto che la torre indirettamente difende il cavallo per via di questa possibile scoperta. Fiere per H7 sarebbe decisiva e a quel punto si perde la donna. Cavallo D6 è una mossa che prende il nome di interferenza, quindi io creo fastidio, diciamo interrompo la difesa tra donna B8 e cavallo in E5, appunto creando l'interferenza. Questo cavallo in D6 diventa intoccabile e la minaccia sul cavallo in E5 esiste, così come quel cavallo che aveva lo spiacevole ruolo di difensore dell'alfiere G4. In caso di cavallo per D3 io riprendo di torre, questo alfiere dovrà andare via, ma il bianco continua il gioco in modo facile giocando semplicemente H6. E in caso di G6 il tutto si conclude con una fantastica donna F6 con minaccia di matto a seguire. La partita è andata in questo modo dopo la creativa cavallo D6, pedone F6. Dunque donna E4 ti minaccio matto in H7, pedone G6 e dopo questo cambio chiaramente la posizione inizia a essere molto difficile per il nero. Torre H6 è il momento di raddoppiare, è il momento di creare minacce immediate, torre per G6 porterebbe allo scacco matto e dopo donna per D6 la partita si conclude semplicemente così. Scacco intermedio, il re si sposta, torre per G6 altra mossa intermedia e sul cavallo cattura, torre per il bianco ha vinto. Il bianco ha vinto una fantastica partita creativa, un gambetto di re molto originale, difficile da vedere, soprattutto a questi livelli, che adesso rivediamo. E4 e5, F4, il gambetto, ricordate, sacrificate un pedone, bene, dovete avere un compenso, se è immediato anche meglio. Quindi cavallo in E7, D4, il compenso è immediato perché abbiamo il controllo totale del centro e dopo D5 la partita prosegue per questo binario. Il bianco è soddisfatto, ha 3 pezzi leggeri al centro della scacchiera con un quarto, che chiaramente potrebbe essere quest'alfiere, che arriverà tra poco. La partita prosegue, donna E2, scelta furba, si minaccia uno scacco matto invisibile e dopo alfiere B4, alfiere D2. Tutte le semplificazioni portano a questa posizione qui, dopo la quale il bianco ha un fortissimo gioco. La mossa cavallo D6 è la mossa risolutiva, invisibile da vedere, comunque sia difficile da vedere, infatti il nero non l'ha vista per niente, e dopo F6, donna E4. Minaccio matto lì in H7. Pedone G6, catturo, è il momento di far entrare con forza le proprie torri e in questa posizione il nero Svidler si arrende. È una partita molto creativa, spero vi sia piaciuta, a me è piaciuta parecchio e l'invito come sempre è quello di seguire i social di Matto Scacco e appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!